Ci sono luoghi in cui il tempo sembra trattenere il respiro e ogni oggetto diventa un frammento di memoria. Luoghi che custodiscono un'energia particolare, fatta di oggetti silenziosi che però parlano, di dettagli che raccontano vite intere. La Casa Museo Mangini Bonomi è uno di questi luoghi. Situata in via dell'Ambrosiana, nel cuore più antico di Milano, sorge esattamente dove un tempo si apriva il Foro Romano. Un quartiere vivo allora come oggi, brulicante nei secoli di botteghe artigiani, di negozianti, di mestieri quotidiani. E forse proprio per questo qui una collezione come quella di Emilio Carlo Mangini ha trovato la sua casa ideale. Oggi ci concentreremo sulla collezione, su quegli oltre 3.000 oggetti che compongono un mondo. Gli ambienti della dimora privata, la storia dell'edificio e la vita dei Mangini li racconteremo in una puntata dedicata, perché meritano uno spazio a parte, un altro tempo, un altro respiro. Adesso invece entriamo nelle sale e lasciamo parlare gli oggetti. Emilio Carlo Mangini era un uomo dai 1000 interessi, il teatro, lo sport, i motori. Ma soprattutto era un collezionista, uno di quelli autentici che non cercano solo il valore dell'oggetto, ma il suo potere evocativo. Da giovane iniziò a raccogliere oggetti d'uso, piccoli strumenti, utensili, pezzi comuni della vita quotidiana. Non cercava opere d'arte, cercava storie. E negli anni questa passione diventò un vero progetto di vita. Mangini acquistò oggetti ovunque, nelle aste, nei mercatini, nelle botteghe antiquarie. Alla fine riunì circa 3.700 pezzi, tutti scelti con lo stesso criterio: dovevano emozionarlo. La collezione occupa 3 sale al primo piano e 4 sale nei sotterranei e basta un passo per capire che non si tratta di un museo tradizionale. Non c'è un percorso didattico rigido né una suddivisione accademica delle sezioni. C'è invece un ordine personale, poetico, costruito secondo la sensibilità di Mangini. Tanto che, nel suo testamento, stabilì che nulla dovesse essere spostato. Un gesto forte che preserva ancora oggi il suo sguardo. E così, entrando, si scopre un mondo che sembra abitato dagli oggetti. Le vetrine dialogano tra loro, come se ogni pezzo avesse una voce distinta. Su un tavolo, strumenti di lavoro che appartenevano a mestieri ormai scomparsi raccontano la fatica quotidiana di mani esperte. Poco più avanti, oggetti medici e chirurgici, sospesi tra inquietudine e fascino, riportano un tempo in cui la scienza era un coraggio prima ancora che un sapere. In un angolo, gli strumenti musicali evocano salotti e serate al pianoforte. Antiche penne e calamai sembrano trattenere parole mai pronunciate. Orologi e svegli fissano il tempo, come se non scorresse più. Poi ventagli sottilissimi che sanno di estati passate, carte da gioco consumate da pomeriggi in compagnia, piccoli bauli pieni di mondi privati. Abiti e accessori raccontano il gusto di epoche lontane, mentre bastoni da passeggio sembrano vibrare ancora al ritmo dei loro proprietari. Ogni oggetto, ogni singolo oggetto è un frammento di vita. Non espone soltanto una funzione, espone un carattere, un gesto, una memoria. Camminando tra le sale si capisce subito perché Mangini abbia voluto conservare questa disposizione. Perché qui gli oggetti non sono semplicemente mostrati, sono messi in scena. Sono i protagonisti di un dialogo che non finisce mai, uno spettacolo silenzioso in cui il quotidiano diventa straordinario. Questa è forse la parte più sorprendente della collezione, il fatto che oggetti semplici, usati da persone comuni, riescono ancora oggi a evocare intere storie. La normalità, messa sotto vetro, diventa memoria e la memoria, qui, diventa meraviglia. Negli ultimi anni la Fondazione Emilio Carlo Mangini ha portato avanti un grande lavoro di studio, schede catalografiche di specialisti, una campagna fotografica completa, un database digitale che organizza l'intera collezione. La Casa Museo è accessibile anche attraverso un nuovo sito web, pagine social attive, un'app che accompagna la visita e un virtual tour che apre le porte a chi ancora non la conosce. Eppure, nonostante tutto questo, la forza della collezione resta nella sua autenticità, nelle scelte di lasciare gli oggetti al loro posto, nel permettere a ciascuno di continuare a raccontare la sua storia.
Visitare la casa museo Mangini Bonomi significa entrare in una narrazione fatta di cose. Piccole cose, spesso umili, ma capaci di far rivivere un passato che non è poi così lontano. In questo episodio abbiamo esplorato la collezione. Nelle prossime puntate entreremo nella dimora, negli ambienti privati dei Mangini, dove ogni arredo, ogni quadro, ogni dettaglio racconta un altro capitolo, più intimo e familiare. Per ora restiamo qui, tra 3600 oggetti che parlano piano, ma non smettono mai di raccontare.